abbiamo detto qual è il problema, quali sono la motivazione ma non è così. La fondazione ha fatto un investimento e lo persegue. Il fatto di dire che non si interviene sulle scuole pubbliche, che sono tante e molte mal ridotte, non è assolutamente vero, perché anche tramite gli EDR importanti investimenti sono stati mandati perché intervengono dal punto di vista strutturale. Questo lo sappiamo, perché nella ogni finanziaria mettiamo tanti soldi. Ma dove vanno a finire? Questo che noi ci stiamo chiedendo, perché allora a questo punto vengono messi nell'EDR e poi da lì quel momento in poi non sappiamo ma dal punto di vista ragionieristico non funziona così. Io mi auguro. Ma ti rendi conto? Stai dicendo che non c'è una gestione di bilancio a questo punto, che diamo i soldi e non sanno dove li spendono. Ma ditemelo voi dove vanno, ditemelo voi nel dettaglio. Io sto facendo degli esempi pratici. Non stai facendo degli esempi pratici. Per fare degli esempi pratici ti devi informare, andare all'EDR, non vado io, vacci te, e ti fai dire quali interventi hanno fatto. Scusa, sarebbe interessante dal punto di vista giornalistico che le persone sappiano che cosa state facendo a livello puntuale, perché io a livello puntuale vi faccio vedere questo. Ma allora non è che funziona così, attenzione, ma quando mi sento dire che diamo i soldi EDR e non si sa dove vanno i soldi EDR, cioè, non voglio neanche commentare, non voglio neanche controbattere. Perché voglio sapere da voi dove li avete messi e quali sono gli effetti finali di quel denaro che voi avete, denaro dei cittadini. Ma allora lo chiedi e ti verrà detto l'elenco. Non potete andare mica. Ma non puoi, ma guarda. Neanche una cosa, neanche un esempio. È una domanda questa. Cioè, tu comprendi perfettamente quant'è lo scibile, cioè, adesso che io ti faccio un esempio. Guarda, credo che non sei credibile e non mi metti assolutamente in difficoltà. Non sei credibile e non mi metti in difficoltà, assolutamente. Intanto i cittadini restano con il punto di domanda. Ma tu citi i cittadini quando ti comoda, lascia perdere. Io ti sto dicendo che tanti soldi abbiamo messo sulle DR. Ma non farla permalosa ogni volta che ti inalberi. Ti sto dicendo questo, non devi provocare me con una... Abbiamo dato fior di denaro, che in questo momento non mi ricordo, ma sarà mia cura, un giorno te lo dirò, se non lo fai te lo dirò, ma che mi credi di mettermi in difficoltà, ma non esiste, perché i canali sono talmente tanti che in questo momento, cosa ti viene in testa, dai?